È stata a Cividale del Friuli la base dal 12 al 14 aprile per il Campus Solidale, percorsi di conoscenza e promozione ed esercizio della cittadinanza attiva, un'iniziativa nazionale promossa dall'associazione Auxilia nell'ambito dell'anno europeo del volontariato e attuata tramite un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri da Modavi Onlus. La cittadina ducale è stata la base per centinaia di ragazzi nella frazione di Carraria e presso il centro di aggregazione giovanile, con discorsi, con convegni, con incontri che hanno visto la partecipazione di corpi tipo Protezione Civile, Vigili del Fuoco, 118, Unicef e altro. Tutto questo per dimostrare il pianeta volontariato, per dimostrare quanto può essere utile fare volontariato. A Cividale del Friuli Campus Solidale, un'iniziativa nazionale. Sindaco Balloch, Cividale si dimostra sempre aperta come cittadina. Ma anche questa volta abbiamo voluto rendere i giovani protagonisti nell'ambito del nostro territorio. Questa giornata è una giornata che ha visto il coinvolgimento di numerose realtà giovanili, scolastiche, del mondo dell'associazionismo, e questo ci rende orgogliosi di aver potuto ancora una volta mettere a disposizione le nostre strutture, i nostri spazi, al fine appunto di dare possibilità a questi giovani di potersi esprimere al meglio anche nel campo della solidarietà e della formazione. Guardando la classe politica, Balloch sindaco giovane, quindi diciamo forzatamente vicino ai giovani. Cosa hanno bisogno i giovani? Ma i giovani hanno bisogno sicuramente di qualche messaggio importante, nel senso che il percorso per raggiungere determinati obiettivi poi è un percorso individuale che riesce effettivamente poi a far riscoprire in ciascuno di essi dei valori propri, e di conseguenza io credo che arrivare a degli obiettivi importanti sia una prerogativa dei giovani, che non devono essere comunque mai lasciati soli, ma guidati da esperienze di persone che hanno già avuto modo di potersi esprimere al meglio, e questa iniziativa di oggi dà appunto degli esempi anche concreti e positivi a loro stessi nell'ambito della solidarietà. Massimiliano Fanni Canelles, presidente dell'organizzazione Auxilia, che ha portato a Cividale questa iniziativa. Perché proprio Cividale e perché questo tipo di iniziative verso i giovani? Cividale perché Auxilia ha sede legale a Cividale, che è un'associazione nazionale, e quindi abbiamo un rapporto con le istituzioni del comune molto particolare, molto stretto. Poi importante era che il Modavi potesse in Friuli Venezia Giulia e soprattutto nella provincia di Udine essere presente con un evento, perché fino adesso non c'era mai stato un evento Modavi in questa regione, in questa provincia. Modavi è il movimento delle associazioni nazionali di volontariato ed è una organizzazione non governativa nazionale che fa tutta una serie di attività di volontariato sia nazionali che estere. L'importanza di questo evento, come parlavamo nella presentazione in pubblico, è legata al fatto che il volontariato in Italia, l'associazionismo in Italia, ha una caratteristica storica molto importante. Riesce da tantissimo tempo, dal Rinascimento, dalle corporazioni fiorentine, per intenderci, riesce a coprire i buchi che le istituzioni e la politica non riescono a coprire per dare aiuto alla popolazione, per coprire i bisogni della popolazione. Bene, le persone che hanno bisogno di trovare una soluzione si mettono insieme, si riuniscono, trovano fondi, trovano finanziamenti e riescono insieme, quindi con le associazioni, a dare aiuto alle popolazioni, magari proprio a quelle nicchie di bisogno, come possono essere le malattie rare, come possono essere alcune disabilità, quelle nicchie che rimangono isolate, rimangono escluse dall'interesse popolare nazionale, e quindi fare in modo che possano ottenere anche loro il beneficio di cui ne hanno bisogno e che necessitano. Una provocazione, come è stato detto nella presentazione, però il volontariato non fa aumentare il PIL. Esatto, noi abbiamo discusso anche sulla gratuità del volontariato, cioè dell'importanza del volontariato legata alla donazione gratuita, cioè io faccio il volontario perché mi presto gratuitamente nel dare aiuto a un'altra persona, non vendo una prestazione. Il prodotto interno lordo è un indice di benessere degli stati occidentali, degli stati mondiali, ma soprattutto un indice occidentale, e identifica invece esclusivamente lo scambio di denaro, quindi il volontariato, tutto quello che riguarda
riguarda il terzo settore, tutta la donazione gratuita, la solidarietà, le parrocchie, tutto è sconosciuto al PIL, è trasparente al PIL, e quindi in una nazione dove si valuta solo il PIL come indice di benessere non si vede invece tutto quello che c'è dietro a questo indice, che invece è il volontariato e la donazione gratuita. In Italia questo è molto evidente, c'è tantissima copertura di bisogni della popolazione grazie alle associazioni e non grazie alle istituzioni. Facciamo un paradosso magari che rende l'idea, esagero, un terremoto farebbe aumentare il PIL di uno Stato? Qualsiasi necessità di compravendita di qualcosa fa aumentare il PIL. Si dice sempre che le guerre vengono così stimolate anche per interessi economici. Vendere armi è un interesse economico e quindi anche quello è un indice che aumenta l'indice del PIL. Quindi anche il terremoto in qualche maniera aumenta l'indice del PIL se poi devo ricostruire tutta una struttura, una zona distrutta. Però nel terremoto noi riusciamo in qualche maniera, invece con la Protezione Civile, con la Croce Rossa e con tutte le associazioni di volontariato, ad agire per l'aiuto della popolazione in maniera gratuita. Quindi è vero che c'è comunque un interesse di ricostruzione economica, ma è anche vero che nei drammi internazionali il volontariato dà il meglio di sé, riesce in qualche maniera a sviluppare delle caratteristiche emotive nella popolazione che si mette insieme, che si unisce in gruppi, in associazioni per dare un aiuto consistente alla popolazione colpita dal terremoto o da qualsiasi altra catastrofe naturale. E allora, usando una brutta parola, come si può quantificare il volontariato? Ecco, questo è un problema importante effettivamente, e penso che sia il problema del perché in qualche maniera le istituzioni non sviluppano un interesse nello stimolare il volontariato. L'incapacità di controllare il volontariato, di gestirlo, di analizzarlo correttamente e di capire quanto è la portata del volontariato rispetto alla portata di un rapporto economico, questo è effettivamente il limite più importante che c'è nel terzo settore, ed è quel limite che impedisce alle istituzioni di accogliere e di capire l'importanza del terzo settore, perché il volontariato non è costante. Una persona può dare un aiuto a un'altra persona quando riesce, quando è libera di poterlo fare, quando ha voglia di poterlo fare, e quindi di conseguenza anche le associazioni riescono a dare un aiuto importante per coprire quei buchi di bisogno nella popolazione, come vi dicevo prima, ma qualche volta non riesce a farlo in maniera costante. Ci sono momenti di grande attività e momenti di attività più bassa. Fare in modo che ci sia un osservatorio valido, che esiste l'Osservatorio Nazionale sul Volontariato, e che questo osservatorio riesca ad analizzare correttamente le varie associazioni, fare in modo che le associazioni possano mandare delle relazioni, possono essere controllate nella loro attività, stilare delle liste, degli elenchi di associazioni valide, quindi più costanti, fare in modo di capire le necessità della popolazione, quei buchi istituzionali di cui parlavamo prima, e vedere quali sono le associazioni che riescono a coprire quei buchi. Bene, fare in modo che l'Osservatorio Nazionale del Volontariato riesca a controllare tutto questo è importantissimo, perché si possa identificare il valore reale del volontariato. Alle giornate del Modavi, gli studenti ma anche i professori. Gli studenti cosa parlano, come vivono il volontariato a scuola? Sono molto interessati alle proposte e alle possibilità che vengono loro offerte. Nella nostra scuola da circa 20 anni, prima il sottoscritto e poi la scuola propone un corso di formazione al volontariato in situazioni marginali, dove i ragazzi lavorano tutto il giorno, si gestiscono sia nelle faccende domestiche che quelle esterne, e poi lavorano con la gente che è in stato di necessità. I giovani sono menefreghisti o basta, indirizzarli? Ma i giovani non sono menefreghisti, si accorgono delle necessità e vorrebbero fare qualcosa per risolverle. Il volontariato ha proprio questa capacità di mettere le persone in situazione di rispondere a dei bisogni che hanno abbastanza grossi, insomma. Il mondo del volontariato è vario e ha tante sfaccettature. Che cosa ti ha lasciato?
Il campo di Pesaris è stato molto importante perché aiutare la comunità non è solo una cosa che si fa per aiutare gli altri, ma aiuta soprattutto se stessi, perché in qualche maniera io penso che chi faccia volontariato non lo faccia solo per gli altri, ma lo faccia anche perché dentro si sente meglio, si sente più puro, si sente più aperto, comunque dona molte sensazioni alla fine. E quando sai di aver aiutato, che ne so, qualche bambino a giocare? Beh, l'esperienza, cioè, ti lascia veramente tanto, non solo per quello che vedi su di lui, cioè la sua faccia contenta, felice, ma anche perché sai di aver donato comunque qualcosa di te stesso a un'altra persona e questo è molto importante. Quando hai fatto la prima esperienza so che hai voluto farne un'altra subito dopo, perché? Perché l'unità con la gente che avevo conosciuto lì, comunque faccio il saldo e anche ho conosciuto gente nuova, ho capito che comunque non ero solamente io a vivere l'esperienza, ma eravamo una collettività e mi ha lasciato veramente impressionata il fatto che tutti insieme, e non solo io, ma tutti insieme, potevamo creare qualcosa di diverso, di nuovo. Potremmo dire che magari in certi momenti sarebbe bello portarli nella vita di ogni giorno? Sì, la cosa fondamentale è questo. È bello quando sei in un clima paradisiaco e vivi una bella esperienza, la cosa più dura però è tornare a casa e in qualche maniera vivere lì quello che hai imparato. E magari portarlo ogni giorno ti può aiutare, magari nella vita con gli altri, ricordare quello che hai fatto. Nei momenti in cui magari tu pensi, sì, non so, non sta andando molto bene, non lo so, non ce la faccio, però magari pensi a quell'attimo in cui hai dato qualcosa a qualcuno, a cui lui soprattutto ha dato qualcosa a te, e lì magari ritrovi il sorriso, l'allegria, la voglia di vivere. Ci piace, insomma. Tira. Ok. Molti ragazzi, ma anche gli adulti fanno volontariato. Nel suo caso il volontariato, possiamo dire, è utile, fa bene alla salute sia propria che degli altri? Il volontariato sicuramente aiuta a sentirsi meglio. Io da molti anni pratico questa attività di volontariato e quello che vorrei far capire alle persone, il volontariato significa non dare il proprio tempo libero, ma dare il tempo quando gli altri ne hanno bisogno. Il mio volontariato è un volontariato culturale e dedico il mio tempo affinché le persone adulte trovino soddisfazione a impegnare il loro tempo in attività alternative, ad imparare, in questo caso nell'educazione degli adulti. Ritengo che il volontariato sia una risorsa e sia un valore che la scuola deve impegnarsi a dare ai giovani che in questo momento sono senza valore e sono un po' persi. E ritengo che iniziative come queste vadano assolutamente potenziate perché proprio bisogna riprendere ai valori di una reali questi giovani che vedono soltanto chimere e elementi fatui. Visto che i tuoi amici ti stanno guardando e ti stanno anche prendendo in giro, Valentina è l'unica che si è offerta volontaria per questa intervista in questo momento. Senti Valentina, tu sei qua al campus di Cividale, il volontariato secondo te che cosa ti dà? Ma soprattutto so che tu fai l'animatrice. Beh, prima di tutto penso che comunque il volontariato prima di tutto sia importante per la singola persona, per chi fa volontariato, perché comunque ti permette anche di conoscere cose che altrimenti non avresti opportunità di conoscere. Ad esempio facendo l'animatrice comunque hai avuto l'opportunità di sapere a che fare con i bambini, di riuscire a capire anche un po' il mondo loro, di riuscire anche ad approcciarmi a loro. Tu sei giovanissima, comunque da qualche anno fai l'animatrice, ma come ti è partita l'idea di fare l'animatrice? Beh, perché comunque essendo anche nel mio paese sono stata magari guidata anche da delle persone più grandi che mi hanno portato a fare l'animatrice e poi comunque mi sono anche appassionata, mi sono trovata bene e ho continuato. Avendo un ambiente ideale, pensi che per molte persone il volontariato potrebbe far bene anche altri aspiranti animatori o animatrici? Ma sicuramente, penso che comunque non abbia mai dei risvolti negativi, comunque è sempre produttivo. Se ti dovessi dire che cosa ti ha dato, quantificando, sei stata bene, ti ha fatto stare bene?
Beh sì, mi ha fatto stare molto bene, sono stata veramente molto contenta, sì, ripeterei comunque l'esperienza. Se tu dovessi un giorno dire mi piacerebbe fare volontariato in qualche altra parte, hai un'idea di quello che ti potrebbe piacere fare? Beh, secondo me sarebbe bello fare volontariato anche in luoghi magari più poveri, sempre comunque nell'ambito coi bambini comunque. Solidale a Cividale. Il volontariato è una parola d'ordine in questo campus, ma è una parola d'ordine anche per la vostra associazione. Sì, l'associazione RUA Risorse Umane Europa è da moltissimi anni impegnata nella promozione della cittadinanza attiva e della cittadinanza solidale, ha realizzato diversi progetti volti alla promozione del volontariato tra i giovani e all'orientamento del volontariato, perché molto spesso i ragazzi hanno molte energie, molta voglia di fare, ma non sanno esattamente dove incanalarla, e quindi abbiamo ritenuto importante presentare anche qui al campus di Cividale questa nostra esperienza. In particolare oggi abbiamo focalizzato l'attenzione per quanto riguarda la cooperazione internazionale e quindi la cooperazione internazionale verso i paesi in via di sviluppo. I ragazzi si sono detti molto interessati e soprattutto si trovano in un momento in cui si trovano ad operare delle scelte per il loro futuro, e quindi anche questo può essere un aiuto, orientarli a quello che è appunto il volontariato internazionale. Il volontariato ultimamente prende molte strade. Voi osservate che nei giovani scelgono più certe strade o vanno dove porta loro il cuore? Noi abbiamo realizzato un progetto che si chiama Giovani e Volontariato Protagonisti del Cambiamento, che aveva l'obiettivo proprio di orientare i ragazzi all'orientamento. Quando loro hanno iniziato, tutti hanno fatto la richiesta di poter fare volontariato con i bambini, poi invece conoscendo quelle che erano le altre disabilità dal mondo delle altre ambiti d'azione, dalla disabilità al mondo dell'immigrazione, della cooperazione internazionale, hanno realizzato che ci sono molti ambiti dove possono mettere a frutto le loro capacità, e quindi hanno vissuto diverse esperienze alla fine del percorso.